Buonasera da Sicilia 24, i titoli del telegiornale. Palazzolo Acreide a lutto nel giorno del saluto al piccolo Vincenzo morto cadendo in un pozzo. Il dolore palpabile dei presenti ai funerali e la struggente richiesta di giustizia della sua mamma. Prima caramelle e regalini, poi le molestie sessuali a piccoli pazienti. Nel catanese è arrestato il dipendente di un istituto di assistenza. Avrebbe insabbiato fascicoli per agevolare mafiosi e imprenditori. Indagato per favoreggiamento e calunnia l'ex PM Gioacchino Natoli, faceva parte del pool degli anni 90. Rinviata l'emergenza rifiuti, terza ordinanza regionale in pochi giorni per tenere aperta la discarica di Lentini. Il materiale potrà essere trattato ma verrà convogliato in altri siti. Il viaggio del cuore in scatola, l'Ismet di Palermo, il trapianto dell'organo che ha continuato a battere fino all'arrivo in sala operatoria. Calcio, comincia la nuova stagione del Palermo dal 7 luglio, la squadra in ritiro a Livigno, il Catania sonda per l'attaccante Bidawi. Ancora ben trovati, palloncini bianchi, tanto dolore. Oggi Palazzolo Acreide ha dato l'ultimo saluto al piccolo Vincenzo, il bambino morto finendo dentro un pozzo. Le parole dell'arcivescovo Lomanto: con lui muore parte della nostra vita. La mamma invece alla fine della cerimonia grida giustizia. Francesco Aloi. Se c'è stato un sbaglio umano, voglio giustizia. È la richiesta della mamma nel giorno dell'ultimo saluto. Il bianco dei fiori, il dolore insopportabile della famiglia e il pianto dell'intera comunità di Palazzolo Acreide sono per Vincenzino. 10 anni e il futuro negato cadendo in un pozzo. Muore parte della nostra vita, parte della vita della famiglia che ha intrecciato intimi e profondi legami con lui. Per i funerali si ferma tutta Palazzolo Acreide, saracinesche abbassate, bar e negozi chiusi e lutto cittadino. Ognuno vuole essere qui per dare l'ultimo saluto. È una tragedia. Purtroppo sì. Che genitore? È un dolore grande. Molto grande. Non doveva succedere. Tanto e tanto dolore misto a rabbia. Non si può morire così, ripetono in molti. Sul fronte giudiziario restano 9 gli indagati per omicidio colposo, tra cui il presidente dell'Anfas e proprietario del fondo agricolo. Ma adesso tutti gli occhi sono puntati su quella bara bianca. Nel catanese adesso caramelle, bibite, occhiali, insomma regali e poi le molestie sessuali. È stato arrestato il dipendente di un istituto di cura del catanese. Le indagini partite dalla denuncia della mamma di un 13enne. Sentiamo Tonino De Mana. Un 59enne dipendente di un istituto di cura dell'Interland Etneo è stato arrestato per atti sessuali nei confronti di piccoli pazienti. Nell'inchiesta della Procura di Catania sono confluite dettagliate testimonianze di 3 ragazzini coinvolti e diversi messaggi rinvenuti nelle chat sui cellulari delle vittime. Attraverso questo rapporto quotidiano ne carpiva sostanzialmente la fiducia, anche con piccole promesse di somme di denaro, promesse di addirittura anche semplicemente di caramelle, lattine di Coca-Cola e quant'altro, per cercare ad indurli a svolgere comunque con lui effettuare degli atti sessuali. L'uomo inoltre avrebbe promesso soldi per onomastici e compleanni, mandando anche messaggi su una chat a chiaro sfondo sessuale. Il 59enne avrebbe tentato un approccio anche con altri minorenni. Ad uno avrebbe dato dei soldi tra i 15 e i 20 euro e regalato caramelle ed un braccialetto. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari, sequestrati anche il cellulare e materiale informatico, ora al vaglio degli inquirenti. Inchieste insabbiate da parte dei magistrati che avrebbero dovuto indagare. Nuove accuse sul pool antimafia degli anni 90. L'ex PM Natoli è accusato di favoreggiamento. Manlio Viola.
Scoppia la bufera sul pool antimafia di Palermo degli anni 90. In quella stagione di lotta a Cosa Nostra, secondo la procura di Caltanissetta, anche i magistrati furono coinvolti in operazioni di insabbiamento e di conseguenza di favoreggiamento a Cosa Nostra. L'ex PM del pool antimafia di Palermo, Gioacchino Natoli, è adesso indagato infatti dalla procura di Caltanissetta per i reati di favoreggiamento alla mafia e calunnia e ha ricevuto un invito a comparire per essere interrogato. Avrebbe insabbiato un'inchiesta su mafia e appalti giunta a Palermo da Massa Carrara. Lo avrebbe fatto per favorire esponenti mafiosi e imprenditori e in particolare i mafiosi Antonio Buscemi e Francesco Bonura, l'imprenditore politico Ernesto Di Fresco e gli imprenditori Raul Gardini, Lorenzo Panzavolta e Giovanni Bini, questi ultimi tre al vertice del gruppo Ferruzzi di allora, ed eludere ulteriori indagini. Ancora più infamante l'ipotesi che questa inchiesta insabbiata sarebbe a sua volta la base dell'insabbiamento delle indagini sulla strage Borsellino. Il grande manovratore di tutto questo sarebbe stato il procuratore Giammanco, non imputato perché deceduto nel frattempo, mentre Natoli si sarebbe avvalso della collaborazione di un ufficiale della Guardia di Finanza, Stefano Screpanti, anche lui invitato a comparire. Non ci sta il PM Natoli, che si difende immediatamente. Sono stato e sono un uomo delle istituzioni e ho piena fiducia nella giustizia, darò senz'altro il mio contributo nell'accertamento della verità, dice il magistrato all'Ansa. Una dichiarazione secca ma significativa. Emergenza rifiuti al momento scongiurata con una nuova ordinanza regionale, la terza in pochi giorni. Resta infatti aperta la discarica di Lentini. Intanto dalla regione arrivano finanziamenti per un'altra discarica, quella di Gran Michele. Il servizio. Emergenza rifiuti di nuovo rinviata. Non erano bastate le prime due ordinanze del presidente della regione Renato Schifani, così ieri sera a tarda ora, dopo ben 24 ore di confronto senza sosta tra gli uffici regionali, è arrivata la terza ordinanza per scongiurare lo stop alla raccolta dei rifiuti nella discarica di Lentini. Il TMB, l'impianto per il trattamento rifiuti, è operativo anche oggi per il proseguimento temporaneo del trattamento, sia per il residuo secco che per quello umido proveniente da circa 200 comuni. Era l'unica mossa possibile rimasta al commissario per i rifiuti, proprio il presidente Schifani, per evitare l'esplodere dell'emergenza. Il rifiuto trattato deve però essere smaltito altrove e solo 2 siti avevano dato disponibilità, Caltanissetta e Siculiana. Per superare il problema adesso viene autorizzato il trasferimento dei rifiuti trattati anche in altri impianti, oltre quelli citati nella seconda ordinanza, e persino se necessario fuori regione, evitando così il riempimento dei piazzali di abbancamento provvisorio. Tutto nell'attesa delle nuove autorizzazioni ambientali che dovrebbero chiudere questa pagina emergenziale. Intanto la regione interviene in una delle discariche che aveva detto no per rischio di riempimento. Si tratta della calatta ambiente di Gran Michele. Sarà il governo regionale a farsi carico degli interventi necessari per garantire il ritorno alla piena operatività della struttura. Lo farà, annuncia l'assessore all'energia Roberto Di Mauro, attraverso un nuovo finanziamento di circa 13 milioni di euro con fondi POC, che dovrebbe consentire alla società di gestione di avviare gli interventi per una piena ripresa produttiva dell'impianto e quindi del servizio. Altro intervento tampone per un altro pezzo dell'eterna emergenza siciliana. E ci sono stati 2 morti per annegamento oggi nel Messinese. Prima una donna di 62 anni, originaria di Roma, annegata nelle acque del mare di Ponente a Milazzo. Nella tarda mattinata di oggi un uomo di 45 anni è annegato tra l'altro nel pomeriggio, invece nella stessa zona. È stato travolto dalle onde dopo un tuffo in mare sotto la rotonda di San Papino. Portato a fatica a riva nonostante il disperato tentativo di salvarlo da parte di 2 minorenni che lo hanno trascinato sulla spiaggia. I sanitari sul posto con 2 ambulanze del 118 non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. E adesso ci occupiamo della viabilità da incubo sulle strade siciliane. Vi mostriamo le immagini realizzate da un automobilista sul viadotto che collega il comune di Calatabiano in provincia di Catania ai caselli della A18, dove un solco profondo crea problemi alla viabilità e rischi per la sicurezza. Ma sentiamo il servizio che è di Emanuela Corsi. Bene, questa è una strada, questa macchina sta passando per caso, vado avanti, guardate un po' in che condizione è questa strada, guardate. Automobilisti ostaggio di strade colabrodo tra rattoppi e voragini e autostrade da incubo. Qui siamo a Calatabiano, sul viadotto che collega il comune allo svincolo autostradale di Fiumefreddo sulla Messina-Catania. Come documentato da un automobilista, una profonda spaccatura mette a rischio la viabilità e l'incolumità di chi la percorre. Vedete questo solco è
al centro della carreggiata ed è, diciamo, uno dei giunti del ponte sul quale mi trovo. L'opera, conosciuta come la strada da 34 miliardi di vecchie lire, è stata costruita negli anni '80, candidandosi a diventare una grande incompiuta, nonostante i costi esorbitanti per realizzarla. I lavori infatti vennero bloccati e completati dopo quasi 30 anni, nel 2007. Dall'inaugurazione ad oggi sono stati necessari diversi interventi ai giunti e alla base dei piloni erosi dalla piena del torrente Minissale. Si può tollerare una cosa del genere mentre, guardando il mare, guardando la costa calabrese, pensiamo al ponte sullo stretto di Messina? Proseguendo arriviamo all'imbocco della A18 in direzione Catania, dove negli ultimi giorni la situazione traffico è ulteriormente peggiorata. Cantieri e restringimenti di pochi metri paralizzano il traffico nelle ore di punta, costringendo gli automobilisti a stare in coda per ore per percorrere pochi chilometri. I maggiori disagi dopo gli svincoli di Giarre e di Acireale, dove le ambulanze a fatica riescono a passare per raggiungere i pronto soccorso. Anche per i disabili al Centro per l'Impiego di Palermo, oggi il giorno dell'inclusione per consentire l'incontro tra imprese e i più fragili. Marco Gullà. Inclusione e lavoro. A Palermo è andata in scena una giornata dedicata all'incontro tra domande e offerta di lavoro tra i soggetti disabili iscritti alle liste di collocamento e le imprese siciliane. È il primo Inclusion Job Day organizzato dal Centro per l'Impiego con l'obiettivo di agevolare l'inclusione sociale e lavorativa dei soggetti disabili e promuoverne l'autonomia. Possiamo dire che è una giornata storica, per la prima volta si fa un evento concreto perché abbiamo l'adesione di diverse aziende che potranno assumere diversi soggetti affetti da fragilità. Ad aprile abbiamo preannunciato ed è già operativo un call center a cui si possono rivolgere appunto i soggetti come disabili, donne vittime di violenza, migranti. 16 le imprese internazionali, nazionali e locali che hanno accettato di partecipare all'iniziativa e che hanno ricevuto i curricula dai disabili già iscritti al collocamento. Abbiamo organizzato questa giornata perché abbiamo rilevato proprio la necessità di avvicinarsi con un nuovo approccio al mondo della disabilità relativamente chiaramente al lavoro. E ci siamo resi conto che manca l'informazione e la formazione sulla ricerca attiva del lavoro anche in questo settore. Nei primi 5 mesi del 2024 sono stati 556 i soggetti disabili che si sono iscritti presso il Centro per l'Impiego Palermo Monreale e 26 all'interno delle categorie protette. 225 sono invece le pratiche avviate e 84 le assunzioni programmate in convenzione. Un albanese di 41 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro su un terreno di contrada Cirinda a Calamonaci nell'Agrigentino. L'uomo stava effettuando dei lavori con una ruspa e all'improvviso sarebbe caduto all'interno del fossato dove sarebbe stato ricoperto da una coltre di terreno. Ad accorrere i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento che hanno scavato ininterrottamente con le mani e anche con una ruspa e sono riusciti a compiere il miracolo. Il lavoratore è stato tirato fuori dalla buca ed è stato portato in ospedale dall'elisoccorso del 118 ed è ovviamente la storia a lieto fine. L'uomo si è salvato. Adesso ci fermiamo, c'è una pausa e poi vi mostriamo la riapertura a Catania dell'Anfiteatro Romano. Seconda parte di Sicilia 24, ci riappropriamo del nostro patrimonio. A parlare il sindaco di Catania Trantino nel giorno in cui l'Anfiteatro Romano viene restituito alla città. Sentiamo. Uno dei simboli di Catania, l'Anfiteatro Romano, restituito alla città e ai turisti. Ad inaugurarlo il suo gladiatore, il sindaco trantino, che ha voluto fortemente il rilancio del monumento, rilevando la gestione dalla regione dopo interminabili lavori che si sarebbero dovuti concludere nel 2022. Ci riappropriamo del nostro patrimonio. Devo dire che ha anche una valenza simbolica l'iniziativa che stiamo portando avanti oggi, perché credo che mostri anche un'attitudine nuova dell'amministrazione che mi piace
venga trasmessa, cioè dire il fatto che troppo spesso la politica arretra rispetto alla opposizione di problemi. Qualcuno che dice non abbiamo personale e ci arrendiamo. Un gladiatore romano avrebbe faticato meno per far riaprire questa struttura? Probabilmente sì, però alla fine devo dire che ci sono pochi leoni in questo periodo con cui confrontarsi in tensione, quindi è molto più difficile confrontarsi con i bradipi, però alla fine siamo venuti fuori. In un caldo pomeriggio afoso, il momento tanto atteso, con la riapertura dell'imponente struttura costruita presumibilmente nel II secolo ai margini settentrionali della città antica a ridosso della collina Montevergine. Quelle che vi proponiamo sono le immagini suggestive dei sotterranei. Musica e ingresso gratuito per festeggiare l'evento, l'orario estivo, continuativo per le visite e 9,19 ultimi accessi alle 18,30, 4 euro il costo del biglietto. Previste riduzioni per studenti over 65, militari e residenti. Mattoni rossi e l'immancabile pietra lavica. Il Colosseo Nero torna ai fasti d'un tempo. Un cuore in scatola, pulsante e pronto per essere trapiantato. Così all'Ismet di Palermo, per la prima volta nel sud Italia, un paziente in lista d'attesa da 2 anni ha ricevuto un cuore nuovo. Giusy Lazzara. Il cuore arriva in una scatola pulsante e battente, un cuore nuovo per un paziente siciliano in attesa da 2 anni. C'è tutta la soddisfazione all'Ismet di Palermo per il primo trapianto nel sud Italia con la tecnologia Heart in the Box. Il cuore era stato collegato al dispositivo e rorato durante un viaggio durato 6 ore, continuando a battere fino all'arrivo in sala operatoria. Qui, dicono i cardiochirurghi, è stato trapiantato al paziente già portatore di un cuore artificiale che ha richiesto per questo una preparazione particolarmente delicata e complessa. L'uomo sta bene, è ancora ricoverato, ma il suo cuore ha un'ottima ripartenza della funzione cardiaca e di un decorso post-operatorio regolare. Una modalità innovativa che supera l'iter finora adottato per i trapianti di organi. Il grosso vantaggio di questo tipo di tecnologia è quello di permetterci di quasi azzerare il cosiddetto tempo di ischemia e quindi ci permette di effettuare trasporti molto più lunghi, superiori alle 4 ore, che è il tempo limite entro il quale l'organo dovrebbe essere trapiantato utilizzando la vecchia tecnica di conservazione a freddo, e soprattutto ci consente di acquisire delle informazioni, di dati importanti sul metabolismo cellulare dell'organo. La tecnologia Heart in the Box consente di trapiantare organi prelevati anche in posti lontani rispetto a dove sono stati espiantati e dà una speranza per chi è ancora in lista d'attesa. E una intensa nube di cenere lavica e materiale piroclastico si è alzata a stromboli dalla sciara del fuoco. Secondo i primi rilievi dell'INGV di Catania, potrebbe essere stata causata dalla presenza di una valanga di detriti in quella parte dell'edificio vulcanico che sarebbe collassata. Dalle immagini della telecamera termica dell'INGV emerge la presenza di un trabocco lavico nella parte sommitale dello stromboli. Adesso ci fermiamo ancora. In chiusura del nostro telegiornale ci occuperemo delle squadre siciliane impegnate nel calciomercato. Tornati in studio al calcio, il Palermo dà inizio alla nuova stagione. Rosanero in preritiro a Coccaglio in provincia di Brescia e da giorno 7 invece saranno in ritiro a Livigno. Marco Gullà. Si riaccendono le luci, il Palermo è la prima società siciliana ad avviare il percorso in vista della prossima stagione. Per i rosanero oggi raduno a Coccaglio in provincia di Brescia. I giocatori poi si sposteranno a Livigno per il vero e proprio ritiro che inizierà il 7 e si concluderà il 20 luglio. 25 calciatori convocati. In lista ci sono anche Aurelio e Soleri, molto vicini al trasferimento allo Spezia, convocati anche tutti rientranti dal prestito da Corona a Fella, passando da Peda e Saric. 3 gli assenti, Diachite si aggregherà alla squadra domenica 7 luglio, mentre Lund e Nedelciaru raggiungeranno i compagni al termine degli impegni con le rispettive nazionali. Andiamo al mercato. Il Palermo punta al profilo di Ghiomber dopo l'ormai imminente ingaggio di Nicolao dello Spezia. Ferrari sembra indirizzato verso la Cremonese, per questo il profilo di Ghiomber dopo la rescissione dalla Salernitana, che il DS Rosa De Santis conosce bene, potrebbe fare al caso del Palermo. E poi capitolo Brunori, il futuro del capitano rosanero
nero è ancora un rebus, nonostante le parole del DS De Santis che lo ha dichiarato incedibile, ma ciò non chiuderebbe le porte ad un'eventuale cessione. Per adesso Brunori inizierà il ritiro con il Palermo, ma per lui, dopo molti sondaggi, sarebbero arrivate proposte dalla Serie A che non possono lasciarlo indifferente. Se ne parlerà nei prossimi giorni. Al mercato di C il Catania vuole rinnovare l'attacco, sondaggi al momento per Bidawi. Anastasio sarebbe prossimo alla ufficializzazione in casa Messina. Ci sarebbe una deadline, quella del 5 luglio, per definire l'eventuale passaggio di proprietà. Sentiamo Marco Carli. Tanto lavoro per il direttore sportivo del Catania Faggiano, che è segnalato fuori città, ma i contatti sono continui per costruire una squadra rossaazzurra competitiva. L'ultimo nome per cui arrivano conferme è quello di Bidawi, marocchino, esterno d'attacco, svincolato l'ultima stagione al Frosinone. Qualche sondaggio c'è stato, ma non è semplice. Interlocuzioni sono in corso. Il giocatore, classe 90, gradirebbe molto la piazza, ma il valore è importante. Sicuramente vicino, come si dice da giorni, Anastasio, il difensore di proprietà del Monza, che ha giocato a Caserta nell'ultima stagione, reduce da un ottimo campionato con 2 gol e 3 assist, potrebbe essere il prossimo annuncio, così come D'Andrea del Cerignola. Il lavoro, come sappiamo, è poi quello di trovare la sistemazione dei giocatori che sulla carta non fanno parte del progetto. Molti, come Ladinetti, lo diciamo da tempo, saranno valutati in ritiro. Sul fronte Messina il periodo è questo: non si muove foglia che Sciotto non voglia, nel senso che è lui a menare le danze e attendere l'affondo del gruppo anglo-americano che si occupa di New Economy e che dovrebbe acquisire la maggioranza delle azioni. Sembra che le due parti si siano date un termine, venerdì 5 luglio. Certo, comunque bisogna fare alla svelta, perché il Messina è al momento una scatola vuoto quasi e non c'è ancora data e sede del ritiro. Una scatola che invece va riempiendosi sempre di più è quella del Trapani. Dopo le conferme di Sabatino, Balla e Kragl è fatta per Canutè. Il Taranto in una nota ha ufficializzato la cessione del giocatore, comunicando che il Trapani ha esercitato una clausola risolutiva presente sul contratto. Un altro colpo potrebbe essere Ciotti, in arrivo dalla Vibonese. Era il nostro ultimo servizio, Sicilia 24 finisce qui, grazie per l'attenzione a tutti, una buona serata.